posti hanno sempre una storia ed è sempre una storia affascinante. Vedi per esempio quel pezzo di palazzo là, quello là nasce come castello medievale, attorno al 900-1100 d.C. arrivano dalla Germania i Trixen. I Trixen erano germanici, erano guerrieri, erano soldati di Ventura, arrivano qui, fanno quella fortezza e naturalmente fanno pagare gabelle a quelli che passano. Poi i Trixen in qualche modo si ingentiliscono, diventano Trissino e a un certo punto nel 500 c'è un Gian Giorgio Trissino che è raffinatissimo, è un mecenate, addirittura cosa fa? Scopre uno scalpellino, un bravo ragazzo, uno insomma un promettente e lo fa studiare a Roma, diventa il Palladio. Dopodiché scrive una commediola, insomma un brogliaccio, un'idea e quello sarà praticamente il nucleo della storia di Giulietta e Romeo che Shakespeare poi svilupperà. Questa è la storia di questi posti. E allora dal torrione medievale iniziale poi nasce la villa. Nasce la villa nel Settecento dove tutto è massimamente ingentilito e reso fastosissimo. Il bello delle ville venete, e di questa in particolare, è che sono abitate, vissute, vere nella loro capacità di trasmettere un'atmosfera storica e nel contempo attuale, con continue contaminazioni fra il lato monumentale e quello quotidiano. La villa a un certo punto è stata acquistata da Gaetano Marzotto per suo figlio Giannino, che l'ha curata e ristrutturata. Buona Zanuso, la Vestale di Villa Trissino Marzotto, bellissima la villa, meravigliosa. Questa sala è un po' spoglia. Ma va là. Dai, non c'è niente? Ma dai. Vabbè, questa è la sala del tesoro, posso dire. Sì. Questa è strepitosa, è la sala in cui voi avete la collezione di arazzi, che hanno una storia. Sì, una storia anche molto divertente, molto rocambolesca. Allora, intanto è probabilmente una delle collezioni private più importanti al mondo, completa. La committenza è Gonzaga, la famiglia Gonzaga ha bisogno di arredi da viaggio, i nostri plaid da picnic, tanto Arredi da per viaggio? dirla. Sì. E sarebbero questi arazzi qua? Sì. Peseranno 1 tonnellata a testa? Esattamente, ma avevano aiuti. Ho capito. I disegni sono di Raffaello e Giulio Romano, per cui abbiamo a che fare con due artisti importantissimi. La realizzazione è la casa Pannemacher in Belgio, quindi sono fiamminghi. E si disperdono a un certo punto in giro per il mondo? Si disperdono per il mondo per fortuna, perché gli arazzi sono molto rari, perché spesso quando c'era un attacco, un'aggressione a un ducato, a una famiglia, il saccheggiatore li bruciava, perché i bagliori che si vedono sono i fili d'oro d'argento con cui sono tessuti. Siccome sono molto pesanti da trasportare e da rubare, cosa facevano? Li bruciavano, scioglievano il materiale prezioso, lo mettevano in tasca e scappavano via. Questi si salvano perché la famiglia Gonzaga viene a sapere di essere attaccata e la vende degli antiquari per fare cassa per la fuga. E quindi vengono dispersi in giro per il mondo. Gaetano Marzotto, il padre di Giannino Marzotto, ne vede 2 a Palazzo Donat alle Rose a Venezia, se ne innamora e da lì parte in questa avventura di voler ricomporre la collezione completa.